Nel frattempo che barzelletta possiamo scomodare? Ma guarda, c'è una barzelletta che mi viene in mente, che mi metto più indietro, se no Gaetano non sa mettere. Mi viene in mente questa barzelletta in cui improvvisamente sulla Terra sbarcano i marziani. Ora immagina, marziani, padre, i marziani, che lingua parla il padre? Francese. Ah, anche italiano, allora sei venuto che me leva la vita, no? Sbarcano i marziani sulla Terra e ne scegliono da arrivare giusto, pensa un po', a Francofonte. Ma guarda che c'è Matteo, cosa da pazzo. Arrivano a Francofonte, arrivano in un posto strano, periferico, c'era esattamente un distributore di benzina. Ci sarà un distributore di benzina fuori, no? Bene o male, qualche uno ci sarà. Francofonte, arrivano in questo distributore di benzina i marziani con questa astronave. Improvvisamente ne escono da questa astronave e ne escono due cose vide, come le immaginiamo noi i marziani, no? Che ranghi, non so se avete notato, Salvo, tu l'hai visto mai nei fumetti? I marziani sono visti con un occhio solo, che li ho visti soltanto sui libri, nei fumetti, per la verità non ho mai avuto incontri. Mai incontri, avvicinati di nessun tipo, né allontanati, niente. Se non che erano venuti sulla Terra perché dovevano studiare l'essere umano. Io avevo accapitato a Francofonte in questa stazione di servizio, 4 di mattina, notte fonda, e c'ho come scenneno, ci guarda, quelli saranno gli umani. E c'erano proprio i pomperi a benzina, no? Lei non l'avevano visto mai un umano come... L'avevano studiare. Perciò ci avvicinarono, dice, guarda, si chiama Diesel. C'era scritto Diesel. Dice, ciao Diesel, noi amici del pianeta Marte. C'è piacere. E c'era se ne arranca un marziano, no? La pompa giustamente ferma, no? Ferma era così. Insomma, ci vicino un poco di perlustrazione attorno, ci non parlano, forse sono timidi, forse stanno dormendo. Insomma, ci girano attorno, pigliano un poco di informazione, ai piano da una vicella e se ne tornano nel pianeta Marte. Come arrivano? Dovevano portare giustamente il risultato di queste ricerche, no? Per cui come arrivano subito tavola rotonda, se mi sono andato tutto a parlare. Allora voi che siete stati sulla Terra, come sono questi esseri umani? Ah, ci siamo atterrati in località Francofonte, subito abbiamo avuto il nostro incontro con gli umani. C'era uno che si chiamava Diesel, gli abbiamo chiesto qualcosa, ma non ci ha detto nulla, non ci ha risposto. Si dice, ma come sono? Ah, dice, strani, hanno una testa tanta quadrata, c'è terribile, poi stanno così fermi, immobili, parlano che andate in terra, non si sono strani questi umani. Detto dai marziani, ci voleva coraggio, giusto? Ci sono strani questi umani. Si dice, ma vogliamo sapere, sessualmente, come sono combinate? Ah, dopo un ammazzo non do sonno. Perché? Ci deve pensare che Diesel se la furriava tutto attorno e all'ultimo si azzeccava andare ricchi. Ma senti una cosa Giuseppe, ma perché? No, io voglio capire una cosa, visto che c'è anche il sindaco e parte dell'amministrazione. Perché questi signori marziani che potevano atterrare dovunque, no? Sono atterrati a Francofonte. Che mi viene spontaneo, che ho visto che c'è la presenza del paese. Dove tu sarai, tra l'altro. Dove io sarò, peraltro, il giorno 10, mi pare. Quando è? A chiusura della Sagra. A chiusura della Sagra, quindi era... Io ci sarò i 2 giorni prima, quindi ti preparo poi il... Tu lasciami il palco bello cavolo. 8 e 9 e poi arrivi tu il 10. Senti, un'altra barzelletta e poi dopo vediamo il filmato. A un certo punto, sempre parlando di anziani, c'era questo nonno che improvvisamente vede una scena che lo colpisce. C'era il Piccirillo, il nipotino, perché il nonno viveva con la nonna in casa con i figli, quindi i nipotini li viveva giornalmente, no? C'era il nipotino Saretto Falsaperla, si chiamava come io, perché un nonno si chiamava Saro Falsaperla, era o papà, e quindi ci avevano messo un nome Piccirillo, Saretto Falsaperla, no? Piccirillo 9 anni, tosto, si era fatto male, Salvo, aveva andappato la manuzza e si era un pochettino, aveva andappato qua il dito e ci aveva restato piegato in questa maniera, no? Si aveva il dito piegato e allora nonno come che cosa c'hai, nonno? Dice, nonno, guardi, ci ho sbattuto il dito, ci mi è rimasto così. Dice, ma la mamma mi ha dato questa pomata che gliel'ha data il dottore, dice che appena ce la metto è proprio miracolosa, subito il dito si sistema subito. Ah sì? Ci vedremo, proviamo questa pomata. Oh nonno, effettivamente con questa pomata, appena vicino ci mise un poco di pomata, proprio che ce la frecavo qua sopra, no? Perché si frica, la pomata si frica. Dopo che ce la frecavo qua, Piccirillo improvvisamente, occhio vivo, occhio, va, Duito, Salvo, ping, di chi era piegato che non si muoveva, Duito, ping, di sta maniera. Ora un anno, come viste quel movimento di una cosa piegata che ci fece ping improvvisamente,
Sarà una cosa che non succedeva da anni. Era una cosa che io non se la ricordava più. Non c'era più. E se non avesse visto il movimento, possibilmente non se l'avesse raccontato più a vita. Esatto. Ma sai, Salvo, il movimento fu una cosa. Sai, quando c'è una lampadina uno dalla testa, io come ho visto, pam, se c'è un faro da punto molo, una cosa tanta dalla testa, ci venne l'idea, ci disse vicino, sento nonno. Cioè, ma perché non me la presti questa pomata? Cioè, che poi ti rogno 10 euro. Tu prestami la pomata, che ti faccio trovare domani mattina la pomata e 10 euro belle messe sul comodino. Prestami la che c'è a fare la sorpresa alla nonna stasera. Si piglia sta pomata, si chiude ognuno dalla sostanza, passa la notte, l'indomani mattina il pensiero sarà sbiglia, il primo pensiero, Salvo, qual è? Come quando ne cascavo rende, no? Ne cascavo rende, se c'erano i soldi sul primo comodino. pensiero uno va a cercare rende, se sono pigliato il suggi e ti lasciava i soldi, no? Ma chissà adesso i bambini no, di io oggi, mi ricordo, me la stava una volta 5.000 lire. Chiedo, no, Oggi non lo so, non se c'è più il topolino. a me me la stava 5.000 lire ogni dente. Io mi avevo cattare una bicicletta di 120.000 lire, volevo avere 60 rende di scippare, capito? Non l'aveva. Per esempio, scusami Giuseppe, Matteo, il topolino arrivava a casa tua? Non niente, non te lo ricordi. Niente? Non ti ricordo. C'era. C'era. Soltanto i primi 2 denti, dopo. Poi basta. Anche gli sugar free hanno avuto il loro topolino. Vabbè, Poi ce l'avete avuto il topolino. Io sicuramente altro che topolino. A io di solito ci votavano calapa direttamente. Ogni denti a tanto, non è che con 5.000 lire te ne potevi escere. No, per dire. Carmelo, vabbè. Ce l'ha bianchi proprio. Vuol dire che c'erano topi belli. Cioè, quando metteva niente, so parte si metteva ma ne capite, carosi. Quanto mi costa? Niente, ci voleva. Se mi buttava 5.000 lire nella stessa epoca, io 55.000 lire. Può essere. Comunque, allora, il bambino, vediamo se sono arrivati i soldi. Il nonno che ci aveva promesso, che ci faceva trovare la pomata miracolosa e 10 euro. E 10 euro lo comodino. Me lo ricordo. O piccino sarò sbiglia, si volta, guarda nell'angolo del comodino e che cosa c'era? La pomata e sotto c'erano 100 euro. 100 non euro. reci, 100! Ma tutti a pezzi da 10, uno sopra l'altro. Il bambino si intese l'uomo più ricco del mondo. Certo. Ci ne da sotto a cercare un anno. Nonno, dove sei? Come viste? Nonno, soccucciavo tutto. Grazie, anziché 10 euro mi hai lasciato 100 euro. Troppo buono. No, dicevo nonno, non devi ringraziare mia. La oltre 90 euro ti regalava la nonna. Giuseppe Castiglia.